bellissimo festival, onorato di essere stato invitato, insomma, e di aver raccontato, insomma, tra musica e parole il mio percorso musicale in una città meravigliosa come Verona. Ho innumerevoli ricordi di Ernesto Assante, che è stato uno dei primissimi giornalisti musicali importanti, che io considero i più grandi giornalisti musicali italiani, proprio a credere nella mia musica, a incoraggiarmi a creare la mia musica. Ci sono decine di ricordi e per me è stato scioccante apprendere della morte di Ernesto, che avevo visto proprio qualche mese fa e ci eravamo scritti via WhatsApp. Purtroppo è accaduto questo fatto che nessuno veramente neanche poteva immaginare. La musica è fatta di frasi, è fatta di pause, esattamente come un discorso fatto con le parole, solo che la magia dei suoni è quella per cui, diciamo, che in assenza della parola che bene o male ti orienta verso un mondo preciso, la sola musica, se riesce a parlarti davvero, riesce anche a farti immaginare i tuoi mondi. Giovedì sarei qui di nuovo a Verona per incontrare gli studenti con il tuo workshop La grande musica nell'arte. Che cosa si devono aspettare gli studenti di Verona? Spero sempre che la mia esperienza possa essere una semplice testimonianza e in qualche modo magari uno stimolo. Nel caso di specie facciamo un lavoro bellissimo, perché noi proprio andiamo a far capire agli studenti come io ho tradotto il suono attraverso i film d'arte, grandi artisti come Van Gogh, Monet, Frida Kahlo, Gauguin e tanti altri, insomma, cioè come si riesce a tradurre il quadro, un'opera d'arte in suono. E questo ha a che fare anche un po' con la magia.